Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live sibille interattive, chiaramente gratuite, che sono come conoscitive. Vi ricordo che domani sera con il Dicario Mediato Veneziano sarà presente nella piattaforma StreamYard, e questa piattaforma è una piattaforma che stiamo usando da qualche periodo per aiutare più persone a conoscere e avere la possibilità di fare delle domande sempre gratuite e per farci conoscere a nuove persone. Vi ricordo che se voi entrate sia nel canale di Ildegaro, nel canale Marietto o nei gruppi social dove noi postiamo questa piattaforma, non vedete gli altri che fanno domanda, quindi molto probabilmente noi faremo delle domande a discrezione. Cosa vuol dire questo? Che a dipendenza di chi sceglieremo tramite la piattaforma StreamYard. Non c'è nulla di, come si suol dire, come si dice, selettivo. In altre parole, noi abbiamo una piattaforma che ci dice dei nomi che magari entrano e fanno domanda a stessi minuti e scegliamo, soprattutto se sono persone che non hanno mai potuto fare e usufruire di questo servizio gratuito. Ma prima di iniziare con i sibili interattivi, mi raccomando, se dovete fare delle domande, vi ricordo a vostro Marietto che devono essere corredate di nome, data di nascita, e una domanda deve essere in un certo senso piena, corposa, con più dettagli possibili. Se uno mi chiede o una mi chiede Giulio ama Giulietto, no, Giulia ama Giulietto, a parte la data di nascita, bisogna anche specificare se è sposato Giulietto, se è sposato Giulietta e via dicendo, se sono conoscenti, amici, insomma dovete arricchire le vostre domande, mi raccomando, perché sennò la cosa diventa impegnativa anche per i sibili, perché non riesce a trovare la scena energetica. Bene, però prima di iniziare vi ricordo che abbiamo anche un famoso sito di radioestesia dove più o meno 2-3 mila persone ogni mese vanno a visitare, a scaricare. Il vostro Marietto 2015 ha iniziato a divulgare 20 ebook gratuiti e ne hanno già scaricati qualcosa come 175.000. Dal 2016-2017 si è unito anche il Degarda e abbiamo dato all'umanità più o meno più di 2 milioni di circuiti radionici e quadranti radiostesici, diciamo 2 milioni e mezzo gratuiti. Siamo stati pionieri in questa direzione. Poi vi ricordo anche che abbiamo 2 gruppi su Face, 2 gruppi pregiati, no? Radionica, radioestesia, tarologia del ermetismo, e anche abbiamo i casti sacerdotali. Però mi sono dimenticato di dire una cosa importante: nel gruppo, nel sito del capitano noi abbiamo anche una sezione shop dove potete trovare questo amuleto magico, un best buy, ma anche un best in tutti i sensi, non una bestia ma proprio qualcosa di molto potente, l'amuleto caricato con 8 diciamo energie benefiche molto potenti che aiutano sicuramente chi lo acquista. Certo, non dovete immaginarvi che poi camminate sull'acqua, ma dovete pensare che ha delle caratteristiche importanti per tenervi lontano da alcuni problemi. Costa solo 150 euro più 10 euro di spedizione. Se volete avere più informazioni basta che andate nel sito del capitano e nella sezione shop. Bene, intanto vedo che si sono già aggiunti delle amicizie, vedo la Claudia Giusti, l'Agata, Mario, Barbara, ad esempio ci salutano i nostri amici, quindi vediamo un po', posizioniamo qua, vediamo un po' i nostri amici che ci salutano, ad esempio la nostra amicizia, buonasera, insomma ci sono parecchie persone che ci salutano. La Claudia, l'Agata, la Claudia Gigante e via. Bene, adesso iniziamo un po' con delle domande. Vi ricordo appunto che la nostra piattaforma non come si suol dire, non prende in linea diretta le varie domande, cioè nel senso noi abbiamo 3 punti di entrata e di conseguenza
ad esempio, o magari il canale del Marietto è entrato in un determinato orario, nel canale di Idle è entrato in un altro e via dicendo. Quindi non dovete prendere se magari vi sembra che qualcuno vi scavalchi. Tanto salutiamo la nostra Barbara, Mario, e Mario fa una domanda. Bene, iniziamo. Allora, io vedo una bella domandina. Ad esempio, la nostra, vediamo un po', qui c'è una domanda pepata da nostra Barbara. La Barbara, che domanda fa la Barbara? Vi ricordo un'altra cosa, che le amicizie di Face, del social Facebook, no? Se vogliono scrivere, devono praticamente iscrivermi a StreamYard, che è gratuito. Sopra dove c'è il video c'è un link, si iscrivono e possono fare la domanda tranquillamente, se no noi non la vediamo nella nostra piattaforma. Allora, che domanda fa la nostra Barbara? Vorrei sapere se ci sono novità sulla mia situazione sentimentale, perché sono separata. La Barbara è del 1382 e poi chiaramente ringrazia. Quindi adesso useremo, come si suol dire, il nostro pendolino e poi via giù a rotta il collo con le nostre sibille. Vediamo per la nostra Barbara cosa succede a livello sentimentale futuro. Vediamo se ci sono novità nei prossimi 6 mesi, pendolino. Ma nei prossimi 6 mesi non vedo che ci siano novità importantissime, però vediamo con le sibille cosa succede. Perché sapete che le sibille, le sibille insomma sono attendibili massimo un anno, ma diciamo che entro 6 mesi la situazione può essere incredibile. Vediamo un po'. Un po' per la nostra Barbara. Allora, vedi Barbara, c'è il dottore e c'è la donna in servizio. Beh, diciamo che è un taglio che ci sta a indicare che c'è un miglioramento, che c'è una voglia di fare. Vedi, la donna in servizio è sempre una persona che fa, è attendibile, una persona sana, una persona che dà una mano, e il dottore è una persona che cerca di guarire, di rimarginare, di mettere a posto le cose. Allora diciamo che la tua buona volontà di trovare una persona importante nella tua vita c'è, e forse c'è anche l'aiuto di qualcuno, o potenzialmente ci potrebbe essere l'aiuto di qualcuno. Ricordo però che questa sera, perché si è attivato per le pulizie energetiche del vaccino, il Marietto Veneziano e il De Gara faranno le pulizie. Lo dico già per i miei assistiti, per quelli che si sono fidati del vostro Marietto Veneziano. Allora, andiamo avanti con la stesa. E ti vedo molto malinconica, Barbara. Vedo qualche lacrimuccia. Vediamo un po'. Allora, vediamo il passato. Il passato, Barbara, la situazione è stata un po' impegnativa, un po' di quelle, diciamo, toste. Vedo che ti hanno detto delle bugie, delle cose che non erano attendibili, hai avuto un periodo in cui ti sentivi molto sola, no? Bugie che venivano da lontano. Poi c'è stato un momento che sembrava che arrivasse il sole, un colpo fortunato, forse ti sei innamorata, però vedo che c'è qualcuno del tuo passato che tu lo stai pensando, tu stai pensando a qualcuno del tuo passato e vedo che ti fa piangere. Vedo però un ritorno, penso che fra un po' ci potrebbe essere un aggancio di una persona che hai conosciuto nel passato. Nel futuro cosa si vede? Si vede che avrai sicuramente dei flirt, delle comunicazioni, qualcuno veramente ti penserà a te in modo molto importante, tu sei una donna forte, riuscirai a riemergere, però attenzione che vedo entrare, io non so se hai dei figli, però vedo che c'è una donna sposata che per questi flirt che avrai di una persona che hai già conosciuto nel passato
vedo che questa donna qua non so se ti farà la guerra, oppure sei tu che hai dei figli e sono due varianti, perché io, Barbara, di te non conosco niente, a parte la data di nascita. Quindi diciamo che c'è o una donna che ti farà una guerra, oppure sei tu che sarai forte e raggiungerai degli obiettivi importanti nei prossimi 6-12 mesi. Ma l'importante è il finale, l'importante, come dico sempre nel Sibili Interattivo, il vostro marietto, è il finale, perché qui vedo un ritorno di una persona più grande, in cui due ritorni, o sono due persone che vogliono ritornare nella tua vita, o è la stessa persona che insisterà a messaggiare. Quindi io, più che incontri nuovi, sentimentali nuovi, Barbara, io vedo dei ritorni di persone che tu hai già conosciuto, più grandi, e che si faranno sentire. Nel prossimo futuro avrai un flirt molto importante, è un ritorno anche questo flirt, però vedo che lui sogna, vede in te le tue potenzialità, però c'è sempre quel però che ci fa capire che molto probabilmente potrebbe essere sposato. Quindi vedo che ci saranno delle cose segrete, e però vedo che nel futuro altre persone del tuo passato, vedi, il sacerdote e la vecchia signora sono sempre persone del tuo passato che vogliono di nuovo incontrarti, si comunicheranno con te, cercheranno insomma di ritornare nella tua vita sentimentale. Certo, non è per domani, entro 6 mesi non vedo grandi temporaloni, grandi novità. Bene, andiamo avanti e vediamo su che è entrata una nostra cara amicizia, è la nostra, e niente po' di meno, qui si parla di persone che ci hanno visto crescere, nascere, evolversi, la nostra Claudia Giusti. La nostra Claudia Giusti, che ci fa una domandina. John del 74 e Mara del 72 hanno una frequentazione. Chiaramente è una domanda molto importante, è una domanda che, conoscendo la nostra Claudia, è importante che venga evasa. Quindi subito col pendolino vediamo se il nostro amico John e la Mara hanno una frequentazione. Allora, il pendolino mi dice che sta nascendo, diciamo che sta in un certo senso maturando, non è per domani, ma c'è la buona volontà del John e della nostra Mara di avere sicuramente una frequentazione. Adesso andiamo avanti e vediamo se c'è questa frequentazione con le nostre sibille interattive. Bene? Voilà. Ma fra la nostra Mara e il nostro John vedo che c'è molta carne al fuoco, è pepata la cosa, non è proprio una frequentazione così. Vedo che vedi la stanza sempre una sibilla importante a livello sentimentale, fisico, e omaggi preziosi, si sta a indicare che c'è sicuramente un'attrazione importante che sta crescendo. Questo è il taglio, però vediamo bene una stesa che ci sta a indicare meglio la situazione. Buona. E sì. Questa è una situazione caliente, perché io vedo che lei, la Mara, ci tiene molto lui, vedo che c'è qualche cosina, insomma, c'è stato un grande lavorare di tre quinte. Nella linea presente vedo che lui si sente un po' abbandonato e vedo che loro due sono spiati, c'è qualcuno che spia loro. Vedo che c'è un sentimento nel futuro, dopo una guarigione morale, che si sente che sono staccati, vedo che ci sarà qualcosa di importante fra loro. Poi un momento tra la Mara e il John, un momento difficile, un momento in cui ci saranno cose dette che non dette, e poi un ritorno. Alla fine, il finale, cara Claudia, come si può vedere, la Mara piangerà
perché si renderà conto che il John avrà più flirt con altre persone. Quindi diciamo che sicuramente c'è una frequentazione, qui fra qualche mese ci sarà più di una frequentazione, ci sarà proprio una cosa importante a livello sentimentale, poi vediamo il finale invece che la Mara si dispiacerà perché si renderà conto che il nostro John ha più di una frequentazione con altre flirt, con altre persone che potrebbero essere solo incontri, però si vede che la Mara effettivamente qualche lacrimuccia la metterà giù. Quindi sì, vedo che nel futuro ci sarà sicuramente molta carne e fuoco e molti sentimenti fisici importanti. Bene, andiamo avanti, vediamo cosa ci propone il nostro StreamYard con altre domandine delle nostre amicizie. Vediamo un po' cosa. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora, prima di tutto vediamo che c'è la nostra Barbara che ringrazia per prima e anche Marietto contenta. Adesso vediamo un po' un'altra domandina che saluto Claudio Gigante. Vediamo allora Maurizio, vediamo che c'è questa domandina qui che mi sembra che possa essere evasa, questa qua. La nostra Agata Messineo che chiede: Agata del 65, Maurizio del 63, ha ancora sentimenti per me e se tornerà? Agata, allora devi essere un po' più, allora sì, Maurizio è sposato, Agata sotto dice per come si dice complemento di informazioni, ci dice che vediamo un po' dov'è la nostra Agata qua, ci dice che Maurizio è sposato, quindi abbiamo il Maurizio che è sposato, vediamo se ha sentimenti per la nostra Agata. Sono due domande differenti però Agata, cioè o torna o ha sentimenti, vediamo un po' di evadere questa domandina qua, a vedere se il nostro Maurizio ha dei sentimenti per Agata. Diciamo che è un uomo molto combattuto, è un uomo molto fra incudine e martello, si vede qua che è lì che deve decidere, è lì che deve mettere a fuoco la situazione. Vediamo un po' le sibille cosa ci dicono, se ci sono questi sentimenti oppure no. Vediamo un po', cari amici, cosa dice le sibille per il nostro Maurizio e la nostra Agata. Vi ricordo che se volete un consulto sono sempre 20 euro, 45 minuti, sia per il legame che l'elettronicità. Vediamo al taglio, ci sono degli interessi e c'è una donna che ha degli interessi, vedete, denaro e amica, quindi sembra cavoli che questo Maurizio, no? O è una persona culturata o è una persona che però attira interessi materiali e anche intellettuali. Vediamo che un taglio un po' materialista, mettiamolo giù così. Vediamo un po'. Ci sono stati questi fiori di nascosto. Vediamo un po'. E la situazione è un po' così, Agata, ti devo dire che, vedi, nel passato sembra che ci siano stati un flirt, ma sono flirt clandestini, c'è stato qualcosa di clandestino. Tu sicuramente eri molto motivata, una persona molto, come si dice, felice, contenta di avere questo flirt, poi c'è stato un cambiamento, atti di gelosia importanti, atti di gelosia. Insomma, la situazione non era facile
Ma tu sei una donna forte, Agatha, un po' orgogliosa, e vediamo che anche lui sta lavorando in un certo senso per ritornare, e lo vedo ritornare in futuro, vedo che ci potrebbe essere ancora dei sentimenti, però c'è un però, mm. Vedo bloccato, anche perché lui mi sembra un tipo che gli piace più prendere i sentimenti che darli, un po' un braccino corto, un po' un narcisista, vedi, un po' che gli piace sfruttare le occasioni. E vedo che lui tenterà ancora di ricucire questo strappo, però c'è un blocco. Poi la cosa si lascia andare e vedo che ci sarà sicuramente ancora un flirt o un ritorno, vedi, amore e allegrezza. Però, c'è un però, lo vedo un po' pensieroso. È un po' pensieroso perché lui è un tipo molto giusto, cioè giusto nel suo modo di pensare come personaggio, no? Come uomo, anche perché è sposato, ed è un po', vedi, questa carta qua ci fa capire che è un po', forse un pelino materialista, e infatti, vedi il finale com'è. Io al ritorno vedo qualcosina, però vedi, sembra che lui, no? Queste carte ci fanno capire, qui lui pensa, ah beh, non la vedi, scusa, non vedi la carta del pensiero, no? Scusate. Lui pensa, no? Di cercare di risolvere questa cosa qua, però vedi, c'è la carta del sacerdote, che è la carta del ritorno di una persona saggia, corretta, giusta, però vedi, nasceranno degli interessi che fanno capire che la situazione sarà orientata sul guadagno o la perdita nei tuoi confronti. E ci saranno delle comunicazioni. Quindi io direi che la situazione dovrebbe evolvere fra un po' al fatto che lui tornerà di nuovo sicuramente a contattarti nei prossimi mesi, no? Entro un anno sicuramente. Poi un blocco, poi lui, non so se sarà un esame, questa Sibilla qui, o una situazione in cui lui avrà sicuramente dei doni importanti, però è un po' narcisista. Ci sarà sicuramente ancora un bel flirt, qualcosa di importante fra voi due, poi lo vediamo pensare in modo di risolvere il problema, vediamo il suo ritorno, però nasceranno dei problemi molto probabilmente finanziari, e c'è qualcosa che lui lo blocca nella vostra unione, che è più materiale, non so se è denaro che ha paura di spendere, oppure di conoscenze a livello intellettuale, però c'è questa situazione che sembra impensierirlo proprio per il vostro come si dice, sentimento. Il sentimento c'è, lui pensa come risolvere questa situazione, però è un tipo anche pragmatico e alcune volte anche stretto di gomito, quindi stai attenta, che non è tutto oro quello che luce. Bene, andiamo avanti, vediamo un po' chi possiamo rispondere. E qui c'è uno, non so bene se ci sono. Allora, vabbè, abbiamo visto, vediamo un po'. Vediamo un po'. Vediamo un po', perché c'è una nostra amicizia che è la Chiara. La nostra Chiara del 75 avrà un trasferimento di lavoro o un nuovo lavoro. E prima di tutto facciamo anche presente che la Chiara, l'Agata, ringrazia. È sempre importante ringraziare per il semplice fatto che diamo un servizio gratuito. Bene, andiamo dalla nostra Chiara. Che cosa chiede la Chiara? Chiara chiede se avrà il trasferimento o un lavoro nuovo. Allora, vediamo un po' se la Chiara avrà il trasferimento o un nuovo lavoro. Vediamo un po'. La Chiara è del 75. Allora, per il trasferimento, vediamo per il nuovo lavoro. Allora, è più facile che ci sia un trasferimento, ma il nuovo lavoro non lo vedo tanto bene. Vediamo un po' se ci sarà un trasferimento. Vediamo un po' se ci sarà un nuovo lavoro, va. Poi la tua situazione lavorativa, se migliora, oppure per la nostra Chiara. Vediamo un po', cari amici.
po', È chiaro, troviamo un lavoro. Allora, beh, chiaro, sembra che tu sia aiutato da una persona e tu pensi di migliorare. Qui sono carte estremamente positive. Un aiuto di una persona più grande che ti guida, ti protegge, sembra che ci sia. E vedo che tu sei molto speranzosa o per un lavoro che hai già fatto, modalmente per un lavoro che hai già fatto, sei aiutata da qualcuno. Vediamo il passato, il presente, e ti vedo un po'. Guarda, allora, la situazione è così, nel passato qualcuno ti ha promesso sicuramente qualcosa, vedi? Però vedi, sei stata molto delusa. A livello economico sembra che ultimamente sei stata delusa anche un po' giù di morale, forse per il Covid e via dicendo. C'è anche la malattia, non so se sei stata malata, però moralmente eri giù di tono. Nella linea presente vedo che hai ricevuto un messaggio, qualcosa, qualche informazione che ti ha tirato su un po' di morale, insomma, o dovresti raggiungere questa informazione ultimamente, però vedo che la situazione sembra migliorare. Tu sei molto pensierosa, vedi, il pensiero, no? Sei in questo momento una situazione un po' così. Poi vedo che nel futuro prossimo, però, tu sarai speranzosa, ma riceverai delle notizie che non ti piaceranno, assolutamente no. Ti vedo piangere in modo molto importante. Poi arriverà sì un contratto e tu sarai vittoriosa. Quindi sembra che questo contratto o un contratto di un lavoro nuovo, insomma qualcosa di nuovo arriva. Però stai attenta perché vediamo delle carte molto pesanti. Quindi io direi il lavoro dovrebbe arrivare qualcosa di nuovo, un contratto nuovo, però stai attento che poi entro l'anno, vedi, ci saranno dei cambiamenti importanti, stai attenta a come muoverti. Sicuramente un contratto nuovo arriverà, però la situazione poi, vedi, entro la fine dell'anno ci saranno delle problematiche importanti. Io non so se hai figli, però vedo che la situazione non è delle più facili. Bene, cari amici. Per oggi abbiamo fatto la nostra mezz'oretta, ringrazio tutti di aver seguito il vostro maestro veneziano, di avermi tenuto compagnia. Vi ricordo che domani sera con Hildegard noi saremo presenti nella piattaforma StreamYard, mi raccomando iscrivetevi anche su Face, così che ci teniate compagnia. Ringrazio tutti quelli che hanno fatto le domande e chiaramente noi siamo qui sempre, quindi per darvi un aiuto, un supporto. Se volete un consulto professionale sapete che basta avere 20 euro 45 minuti dove possiamo sviluppare meglio le tematiche. Quindi grazie cari amici e ci sentiamo per chi vorrà domani.